Un inferno scoppiato in un pomeriggio tranquillo in piazza Cima, cuore di Conegliano, un vero e proprio pestaggio scatenato da una banda di kosovari che sono arrivati in centro armati di cinghie e spranghe. Le indagini hanno portato all'identificazione di 11 persone accusate di lesioni aggravate, danneggiamento e porto d'armi, tutti rinviati a giudizio. I fatti sono avvenuti il 2 maggio 2021, il processo è stato fissato per il 14 maggio 2026. Lascia un po' pensare il tempo fino al 2026, però la fiducia in giustizia c'è sempre stata, l'importante per noi è che il processo vada avanti e queste persone che hanno compiuto questi atti poi vengano puniti, perché altrimenti passa l'idea che si possano compiere impunemente queste cose. Per noi, ripeto, abbiamo massima fiducia nella giustizia, ma speriamo veramente che si arrivi presto a una soluzione di tutto ciò. L'azione della banda era stata velocissima, un regolamento di conti per uno sgarro d'amore di fronte a cittadini che sono fuggiti alla vista delle armi. Ad un tratto sono volate sedie e insulti, alcuni sono finiti in ospedale con varie lesioni. Scene difficili da dimenticare sotto shock commercianti e residenti. Un fatto che è rimasto nell'immaginario collettivo in maniera negativa, che ha influito molto sull'immagine della città, perché poi abbiamo visto succedersi altri fatti in altre città, però in una città come la nostra, dove la vita è assolutamente tranquilla, non siamo abituati a vedere situazioni di questo genere, diciamo sono passati ormai 3 anni, ma quell'immagine, ripeto, sicuramente è rimasta nella mente di molti. Dopo il gravissimo fatto sono stati potenziati i controlli, fra l'altro, ricorda il sindaco, molte di queste persone venivano da fuori città. Ma dopo di allora ci hanno insegnato ad alzare il livello di guardia e devo dire che sul fenomeno del baby gang e della violenza giovanile, per fortuna e fortunatamente dopo quell'episodio si è riusciti a porre rimedio a tante altre situazioni ed oggi in città episodi di questo genere qua ovviamente da anni non se ne vedono.